Praticare un'attività fisica è fondamentale nella strada verso la riabilitazione, consente un più veloce recupero fisico e aiuta a evitare il rischio di sviluppare un'ernia. Un incontro alla Biblioteca La Rocca si è svolto per spiegare come vivere con la stomia, dove si è anche presentato il programma certificato denominato Recovery Me e i servizi di Convatec. Si tratta di un programma certificato dall'Ordine degli Infermieri in Inghilterra che ha come obiettivo quello di stimolare l'attività fisica per il paziente stomizzato subito dopo l'intervento, dimostrando non solo che sia importante, ma anzi fondamentale nella strada verso la riabilitazione. Ovviamente si tratta di esercizi basici, di respirazione, per rinforzare la parete addominale, che lo stomaterapista, la figura qualificata per spiegare gli esercizi, illustra al proprio paziente per aiutarlo ad evitare di sviluppare complicanze nella strada verso la riabilitazione. In questo senso che assistenza offrite? Da questo punto di vista noi mettiamo a disposizione un servizio che si chiama Servizio Convatel, che offre assistenza alle persone stomizzate proprio per dare informazioni su questo programma, illustrando gli esercizi, perché sono disponibili sul nostro sito proprio gli esercizi del programma intero, e dando materiale informativo che spiega esattamente tutti i passaggi del programma, che si chiama Mi Plus Recovery. Ecco, statisticamente quali sono i dati? Qualche informazione sui numeri? Relativamente ai numeri, sicuramente praticare un'attività fisica in maniera regolare, che non deve essere uno sport estremo, anche semplicemente fare 30 minuti di camminata al giorno, riduce la comparsa delle complicanze, particolarmente dell'ernia parastomale, del 40%. Se considerate che i pazienti stomizzati dopo l'intervento di stomia rischiano di sviluppare complicanze nel 60% dei casi, se riduciamo questa possibilità al 10-20%, abbiamo sicuramente ottenuto un successo e abbiamo fatto un servizio alle persone stomizzate. Magari brevemente un consiglio a chi si trova in questi casi, cosa deve fare nell'immediato? Nell'immediato rivolgersi a una figura di riferimento che è appunto lo stomaterapista, pensare di non essere soli nella strada verso la riabilitazione, ma che si può contare sul supporto e dello stomaterapista, che è la persona qualificata, e di tutte quelle persone che comunque riguardano l'ambiente della persona stomizzata. La famiglia svolge un ruolo fondamentale nella strada verso la riabilitazione, e in più si può contare sul supporto delle aziende, in particolar modo Convatec mette a disposizione proprio il numero verde che serve proprio per dare questo tipo di informazioni e di supporto.